benvenuti, oggi è mercoledì 28 giugno 2023. Il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:25. La luna sorge alle 4:47 e cala alle 20:17. Oggi la Chiesa celebra Santa Vincenza. Il nome Vincenza ha origine latina e significa vittoriosa. Il suo numero fortunato è il 6, il colore è il rosso, la pietra è il rubino e il metallo l'oro. Oggi affronteremo un tema comune a molti: svegliarsi nervosi e agitati. Scommetto che non siete gli unici ad aver sperimentato questa sensazione almeno una volta nella vita. Se vi succedesse ancora, vi diamo un consiglio basato su uno studio. Fare il letto è uno dei modi più rapidi per riprendere la calma e rimettere in ordine le proprie emozioni. Sapete qual è il vero segreto per rilassarsi davvero? Svegliarsi, guardare il letto disfatto e tornare a dormire. Festeggia oggi 59 anni Sabrina Ferilli, attrice romana lanciata dal regista Paolo Virzì con il film La bella vita. La ricordiamo anche in Ferie d'agosto e nella grande bellezza, vincitore dell'Oscar. Nel 2001 celeberrimo il suo spogliarello al Circo Massimo per lo scudetto della Roma davanti a centinaia di migliaia di tifosi. Diventa oggi 52enne Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo. L'imprenditore nato in Sudafrica possiede, secondo Forbes, un patrimonio di 207 miliardi di dollari. Della sua infanzia ricorda la passione precoce per i computer e i continui soprusi dei bulli. Protagonista di una formidabile ascesa nel mondo della tecnologia futuristica con la fissazione per i viaggi spaziali, recentemente si è lanciato nell'acquisto di Twitter. Infine auguri al catanese Calogero Calà, in arte Jerry, che oggi compie 72 anni. Componente del gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli, agli albori della sua carriera, ha raggiunto la popolarità negli anni '80, interpretando commedie di successo come Sapore di mare, Vacanze di Natale e Yuppies. Viene considerato il casus belli della Prima Guerra Mondiale. Era il 28 giugno del 1914, quando l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo e la moglie Sofia furono assassinati a Sarajevo da un nazionalista serbo-bosniaco durante una visita ufficiale. Dopo 5 anni esatti e decine di milioni di morti, il 28 giugno del 1919 il conflitto si concluse con la firma del Trattato di Versailles. La curiosità di oggi è una statistica e riguarda uno degli oggetti dei quali ormai non possiamo più fare a meno. Lo sapevate che circa il 15% dei possessori di un iPhone lo usa con lo schermo rotto? Preparatevi perché è giunto il momento di svelare i segreti dell'universo con l'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno ai 12. Oggi la giornata prevede lo spostamento della Luna da una raffinata Bilancia a un passionale Scorpione. Vediamo cosa succede. Ariete. Mentre Mercurio e Saturno vi inchiodano delle scadenze lavorative, la Luna tende a essere un po' marziana in serata. Non prendete impegni, è un consiglio. Toro. La giornata di oggi prevede una mattinata molto indaffarata. La Luna in serata sarà in opposizione, quindi è molto probabile che vi sentirete un po' stanchi e probabilmente lamenterete una certa solitudine o poca cooperazione affettiva. Parlatene col partner. Gemelli. Che giornata veramente molto interessante. La Luna dalla Bilancia tende a darvi gli ultimi consigli su come riprendere alcuni rapporti, eppure una certa nota di individualismo colora le vostre giornate, in particolare oggi in cui preferirete fare da soli. Cancro. La giornata prevede lo spostamento di una luna in acqua, quindi preparatevi a una serata ben intrigante e interessante, proprio come nei vostri sogni, proprio come nei vostri desideri più profondi. Per adesso è un periodo in cui state ricostruendo la vostra vita affettiva. Leone. La serata potrebbe presentare qualche piccolo cambiamento di programma, proprio perché la luna entra in quadratura in Scorpione. La mattinata è ottima per pianificare, soprattutto per stare in famiglia, ma gli impegni anche lavorativi o una cena a cui non potete proprio mancare stasera faranno da padrone. Vergine.
La luna torna amica in serata, per cui potete anche concedervi qualche spazio interessante da dedicare alla socialità e agli amici. Parlate anche di qualche piccola problematica familiare, di come distribuire compiti e responsabilità per fare fronte a un problema comune. Bilancia, la luna oggi vi lascia, ma vi ha regalato un incontro speciale e soprattutto una notizia importante. Eppure le novità non sono finite, proprio perché stasera inaspettatamente potrebbe essere una serata giusta per vivere una passione. Scorpione, la luna in serata entra nei vostri gradi, vi rende più morbidi, affettuosi, sensuali e affascinanti. Oggi è proprio una bella giornata per voi e durerà qualche giorno questo influsso di grande creatività e seduzione. Sagittario, è divertente una luna in 12ª casa per voi proprio ora che Mercurio ha finito di farvi i dispetti. Quindi cosa succede? Un po' coccoloni? O semplicemente qualche ricordo del passato che si materializzerà in serata. Capricorno, la luna tornerà a essere amica, ma le vostre lucide considerazioni su tutta una serie di comportamenti vi fanno tenere ancora il muso un po' duro, proprio perché per adesso farete un po' gli indifferenti e i glaciali rispetto a degli affetti che secondo voi non vi hanno capito bene. Acquario, la luna oggi vi saluta in mattinata e vi dà tutti i consigli utili per gestire una relazione affettiva nella maniera meno indolore possibile per gli altri. Fate i bravi, perché la luna in serata entra in quadratura e quindi qualche nervosismo, qualche brutta risposta potrebbe scapparvi dalla bocca, quindi siate un pochino più diplomatici. Pesci, la giornata inizia bene, ma la serata promette ancora meglio, proprio perché la Luna, Saturno e Nettuno realizzeranno e materializzeranno un romantico ma solidissimo sogno. Las Vegas, 28 giugno 1997. A sfidarsi sul ring il campione del mondo dei pesi massimi Evander Holyfield e Mike Tyson, ormai in parabola discendente, in cerca di una rivincita dopo la sconfitta dell'anno prima contro lo stesso avversario. Al terzo round, uno dei momenti più folli nella storia del pugilato. Tyson abbraccia il rivale e all'improvviso gli morde l'orecchio destro, staccandone un pezzo. Stessa scena qualche secondo più tardi dal lato sinistro. Per il feroce addentatore scattano la squalifica e una multa di $3 milioni. A drowning man will clutch at a straw. Letteralmente, un uomo che nega afferra un filo di paglia. In italiano, a mali estremi, estremi rimedi. Tentare qualsiasi soluzione, anche la più improbabile, per togliersi da una situazione disperata. Significa che in certe situazioni di particolare gravità è indispensabile cercare ogni mezzo, ogni rimedio, ogni soluzione utile a risolverla in positivo. Come dire che quando la situazione è molto difficile, non bisogna stare molto a pensare alle eventuali conseguenze negative di queste soluzioni. Non perdetevi neanche un istante, trovate tutte le puntate e i contenuti su Sicilia Play, il nostro canale YouTube. Il matto di oggi è il mattatore Vittorio Gassman. La sua carriera esprime due anime di segno opposto. L'attore di vecchio stampo, a teatro, serio, drammatico, e l'attore comico, protagonista della commedia all'italiana. Da Otello di Shakespeare al sorpasso di Dino Risi, di Vittorio Gassman è nota la depressione che gli causò alcuni ricoveri a Pisa. Nel 1989, dopo un periodo buio, rivela un suo forte desiderio a Corrado Augias in un'intervista sul Corriere della Sera. Sulla sua lapide vuole una chiosa. Non fu mai impallato, che in gergo cinematografico significa che non fu mai nascosto alla macchina da presa. Può far sue le parole tante volte recitate. Si recita perché si è dei bugiardi fin dalla nascita e soprattutto si recita perché si diventerebbe pazzi non recitando. Ci salutiamo con la frase del giorno. La cosa più preziosa che puoi fare è un errore. Non imparerai mai nulla dall'essere perfetto. L'appuntamento è a domani con una nuova puntata. Un bacio dalla vostra Naomi.